Oggi andiamo a scoprire l'origine del mese che sta per iniziare. Infatti il termine aprile pare derivi dal vocabolo latino aprilis. Aprile però sappiamo di certo che è il quarto mese del calendario gregoriano ed è il secondo mese dell'antico calendario romano. Aprile da sempre è il mese della trasformazione, infatti le maggiori manifestazioni legate alla natura già nell'antichità accadevano nel mese di aprile. Infatti nel mese di aprile ci potevano essere le manifestazioni chiamate veneralia, Ceneralia e appunto Floralia, dedicato all'antica divinità Flora, che era la divinità che incarnava l'apertura e il rifiorire delle piante e dei fiori in questo periodo. Infatti da sempre aprile è chiamato il mese della trasformazione perché arriva dopo il gelido inverno. E voi conoscevate la storia e l'origine della parola aprile?